Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici, bentornati a Regioniamoci Sopra. Io sono Giuliano Zulin, come sempre qui su Radio Libertà, l'unica voce costante, continua, presente sull'autonomia differenziata e su tutto quello che ruota intorno all'autonomia differenziata, che lo sapete benissimo, qui noi a Radio Libertà, ma in particolare a Regioniamoci Sopra, definiamo come la madre di tutte le riforme, un po' perché chiaramente potrebbe finalmente sbloccare un impasse burocratico che dura ormai da decenni in Italia, ma anche perché potrebbe, noi lo diciamo sempre, liberare risorse economiche per le regioni, i territori che possono correre di più e soprattutto permettere anche ai territori che corrono di meno di, come dire, avere un po' di benzina e ripartire con nuove prospettive, nuovi obiettivi. Lasciando perdere tutti quelli che dicono che l'autonomia differenziata aumenterebbe i divari, l'abbiamo detto 100.000 volte qui a Ragioniamoci Sopra, non è così, anzi è il contrario. Ma a proposito di quelli che si sono lamentati e hanno fatto di tutto per fermare il percorso dell'autonomia differenziata, oggi vogliamo raccontare un caso un po' particolare. Sapete che, diciamo, fino a, una settimana fa praticamente, la Corte Costituzionale lavorava, non a pieno organico. I 15 giudici costituzionali in realtà erano 11, i quali 11 hanno comunque deliberato, che il referendum sull'autonomia non s'ha da fare perché il quesito è oscuro e comunque avevano anche, deliberato proprio, sui ricorsi di alcune regioni contro la legge Calderoli, quella che attua l'autonomia differenziata in base a quello che c'è scritto nella Costituzione, ovviamente non certo in base ai voleri o alle pature di qualcuno, quindi solo Costituzione, applicazione nel senso pratico della Costituzione. Ebbene, 4 regioni, lo sappiamo, si erano opposte e lì intervenne la Corte Costituzionale per riscrivere in parte, per dire che bisognava riscrivere la famosa legge 84 o la legge 86, la legge Calderoli. Benissimo. I ricorsi erano stati presentati ovviamente da regioni guidate da esponenti del centro-sinistra, ovvero Puglia, Toscana, Campania e Regione Sardegna, regione a statuto speciale, lo ricordiamo sempre, regione autonoma contro l'autonomia. E andiamo adesso, voi direte: "Cosa c'entra questo preambolo?" C'entra perché l'avvocato di fatto che ha difeso presso la Corte Costituzionale il ricorso, cioè quello che ha presentato fisicamente il ricorso per dichiarare incostituzionale la legge Calderoli, presso la Consulta appunto, per quanto riguarda la regione Puglia, è il professor Massimo Luciani, appunto, che ha difeso, non mi ricordavo il nome, scusate, che ha difeso la Puglia contro l'autonomia differenziata. Il professore, è stato eletto insieme, a Francesco Saverio Marini, Roberto Cassinelli e Maria Alessandra Sandulli come nuovo giudice della Consulta. Quindi un docente, un giurista, un costituzionalista che fino a 2 mesi fa ha lavorato chiaramente legittimamente per conto della Puglia, ehm, per far dichiarare inammissibile, infondato, per far buttare, diciamo, fra le ortiche la legge Calderoli di attuazione dell'autonomia differenziata, ora è diventato, un giudice costituzionale, il quale chiaramente, legittimamente legifererà insieme agli altri colleghi, altri 14 giudici costituzionali su tutti i vari ambiti, materie e competenze e magari ancora sull'autonomia differenziata, chi lo sa. Per cui noi potremmo pensare che lui sia contro l'autonomia, ci mancherebbe, lui ha fatto il suo lavoro, sicuramente non è un super autonomista convinto, però è normale. Ma oggi vorremmo capire come ha lavorato, diciamo, per conto della Regione Puglia, contro l'autonomia differenziata e come è stato recepito il suo lavoro da parte dei giudici della Consulta, gran parte dei quali sono adesso suoi colleghi. Allora voi vi ricordate che l'abbiamo detto tante volte qui a Ragioniamoci Sopra, che tutto l'arco politico, soprattutto chiaramente
di opposizione, ma anche sindacati, movimenti vari e compagnia anti-autonomia, di quelli che hanno lavorato per raccogliere 1.300.000 firme per un referendum che comunque non si farà perché il quesito era oscuro, scritto in maniera oscura, ha detto la Corte Costituzionale poche settimane fa. Ebbene, tutti si sono concentrati su, i 14 no, della consulta alla legge Calderoli, 14 dichiarazioni di illegittimità, di cui però bisogna dire che metà, cioè 7, hanno già un'indicazione di correzione, quindi in teoria potremmo domani già 7 son già sistemati in una legge, anche in 3 giorni, doppio voto, Camera e Senato e via. Mancano gli altri 7 chiaramente che sono abbastanza fondamentali, l'abbiamo detto più volte, che intanto è capire le funzioni che possono essere attribuite alle regioni, non più le materie, cioè funzioni specifiche, sono oltre 400, 500 insomma circa, e più c'è il discorso di definire i LEP, i livelli essenziali di prestazione, che non è una roba di poco conto, che dovranno essere definiti con criteri determinati dal Parlamento stesso. E quindi chiaramente, insomma, c'è da lavorare e c'è da rimboccarsi le maniche senza aspettare che finisca la legislatura o, senza aspettare che il PNRR non venga attuato, ma ne parleremo magari dopo di questo. Comunque dicevamo 14 dichiarazioni di illegittimità per 14 volte, secondo la consulta, sentenza di novembre-dicembre scorso, la legge Calderoli era illegittima a livello costituzionale e quindi ci sono state delle correzioni. Poi però, e questo non se ne parla quasi mai, se non qui a Ragioniamoci Sopra, l'abbiamo detto più volte, ci sono state 13 dichiarazioni di non fondatezza dei ricorsi, cioè 13 ricorsi non erano fondati, e 25 dichiarazioni di inammissibilità. Cioè, se noi sommiamo, sono 38 no a chi ha ricorso contro l'autonomia, 14 no ai pro autonomia. Quindi l'abbiamo detto più volte, se andiamo a vedere bene, diciamo che l'imbarcata l'hanno preso più che altro i ricorrenti, cioè quelli che erano contro l'autonomia, la legge Calderoli di applicazione dell'autonomia differenziata. Ebbene, fra questi 38 no, 16 sono proprio made in Puglia, cioè sono proprio made in avvocato Massimo Luciani. Cioè l'avvocato Massimo Luciani, costituzionalista e non solo, è stato da poco nominato giudice della Corte Costituzionale, ma nel suo ricorso presentato presso la consulta contro la legge Calderoli ha incassato 16 no. Qua paradossalmente più no, ne ha incassati più no Massimo Luciani che la legge Calderoli, che è stata definita, che per tanti è stata demolita, distrutta, buttata a mare, però insomma, ma diciamo, se vogliamo andare, cioè proprio la sentenza dice, no, praticamente fa l'elenco di fino al punto 14, dice: "Dichiara illegittima questo, dichiara l'articolo 8, dichiara illegittima que", poi dal punto 15 cominciano le dichiarazioni di inammissibilità o non fondatezza. Sto leggendo il finale le conclusioni praticamente della sentenza della Corte Costituzionale, quella riferita ai ricorsi delle regioni, 4 regioni: Campania, Sardegna, Puglia e Toscana, contro l'autonomia differenziata, contro la legge Calderoli. Insomma, in poche parole, punto 15, cioè diciamo comma 15 dice: "Dichiara inammissibile la questione di legittimità promossa in riferimento dalla Regione Puglia", quindi un no per la Regione Puglia, che era difesa da Massimo Luciani, neo giudice costituzionale. Punto 19: "Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale bla 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 bla, secondo presentata dalla Regione Puglia, inammissibile". 2. Punto 20: "Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale presentata dalla Regione Puglia". E siamo a 3. Tengo qua i numeri, 23° comma dice: "Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale Regione Puglia", 4. Punto 26: "Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Puglia", siamo a 5. E qua finiamo con 5, erano 5 ricorsi inammissibili
presentati da un avvocato che ora è diventato giudice costituzionale, erano inammissibili. Punto 28, passiamo alla dichiarazione di non fondatezza. Infatti 28 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Puglia. 1. Andiamo al punto 36 dove dice: "Dichiara non fondate, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, promosse dalla Regione Puglia, Toscana, Campania". Come dire, motivazione numero 39: "Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della Regione Puglia". Siamo a 3 non fondate, 5 inammissibili, 3 non fondate. Poi siamo a punto 40: "Dichiara non fondate nei sensi e le motivazioni delle questioni presentate dalla Regione Puglia, Campania e Regione Autonoma della Sardegna". 4. Poi andiamo al punto 43: "Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della Regione Puglia". 5. 47, motivazione 47: "Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Puglia, Toscana, Campania e Regione Autonoma della Sardegna". Siamo a 6. 48, motivazione numero 48: "Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalle regioni Puglia, Toscana, Campania e Regione Sardegna". E siamo a 7. Sto perdendo il conto, eh. Punto 49: "Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Puglia". Punto 51: "Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Puglia". Punto 52: "Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalle regioni Puglia, Toscana e Campania. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, Presidente Augusto Antonio Barbera, e arrivederci, grazie". Quindi, ricapitolando, ovviamente vi siete persi, ma era bello fare un elenco di bocciature. Diciamo che 16 volte il ricorso presentato dalla Regione Puglia, presentato dall'avvocato Massimo Luciani, neo giudice della Corte Costituzionale, sono stati dichiarati non fondati. I ricorsi contro la legge Calderoli sono stati dichiarati non fondati o addirittura inammissibili, molto di più gli inammissibili, che quasi il doppio, rispetto ai non fondati ricorsi. Ora voi direte: cosa vuol dire tutto ciò? Non vuol dire niente, ognuno ha la sua idea e può trarre le proprie conclusioni. Noi ci limitiamo soltanto a dire che un nuovo giudice della Corte Costituzionale, in un ricorso presentato 2 mesi fa contro l'autonomia differenziata, per 16 volte si è visto dire no dalla Consulta. Mentre la legge Calderoli ha ottenuto 14 no, il ricorso della Regione Puglia, presentato dall'avvocato Massimo Luciani, neo giudice costituzionale, ha ottenuto invece 16 no. A ognuno traga le proprie conseguenze. Noi adesso ci ascoltiamo una canzone e torniamo subito dopo, perché ci sono, secondo me, anche altre 2 chicche da segnalare. A dopo. Ciao, ciao, ciao. Rieccoci amici qui Radio Libertà, ragioniamoci sopra. Abbiamo appena parlato di, diciamo, del lavoro svolto dal nuovo giudice della Corte Costituzionale, Massimo Luciani, che ha ottenuto tra l'altro i complimenti del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, anche perché per conto di Michele Emiliano aveva presentato il ricorso contro la legge Calderoli, che è la legge che dovrebbe applicare in maniera pratica l'autonomia differenziata, ricorsi che avevano ottenuto 16 no contro i 14 no ottenuti dalla legge Calderoli. Quindi ognuno chiaramente tragga le proprie conseguenze e i propri giudizi liberamente e serenamente, però secondo me era doveroso segnalare questo lavoro svolto, diciamo, presso la Corte Costituzionale. Ma presso la Corte Costituzionale c'era anche un altro ricorso presentato che, appunto, abbiamo detto più volte, anche poco fa,
Regione Puglia, di cui abbiamo appena parlato ampiamente, Regione Sardegna, ricordiamo sempre, Regione a statuto speciale contro l'autonomia differenziata, Regione Campania e Regione Toscana. In particolare parliamo di queste ultime due. La Regione Campania è contro l'autonomia differenziata, però diciamo ha votato una legge che di fatto crea una deroga al terzo mandato per i governatori, perché il presidente De Luca, Vincenzo De Luca della Regione Campania, vorrebbe ricandidarsi per il suo terzo mandato, anche se il suo partito dice no, anche se il centrodestra dice no, lui vorrebbe ricandidarsi e in virtù di questa sua volontà ha fatto passare una legge che adesso è stata impugnata e quindi la Corte Costituzionale, torniamo sempre lì, dovrà valutare il suo percorso. Quindi anche qua, al di là se sia giusto il terzo mandato, non sia giusto, ognuno ha le sue idee, come prima dicevamo anche sul lavoro svolto dalla Regione Puglia contro l'autonomia differenziata, ognuno traga le proprie conseguenze, le sue idee, non giudichiamo niente. Noi andiamo a vedere soltanto, diciamo, mettere in evidenza una cosa, che l'autonomia differenziata non va bene, ma quando devi scegliere per, diciamo, quando si deve scegliere per la propria carriera politica, allora la scelta autonoma va bene in questo caso, che è quello che ha portato avanti appunto la regione Campania, approvando questa legge in solitaria sul terzo mandato. E vediamo adesso la Corte Costituzionale come reagirà, tenendo sempre presente appunto questo risvolto, ovvero che l'autonomia differenziata non piace, lo ribadiamo, ma quando si tratta di candidarsi, l'autonomia, la scelta in autonomia sul terzo mandato invece piace a qualcuno, in particolare al presidente attuale della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ma c'è un'altra regione che ha fatto ricorso presso la consulta, ricevendo anche vari no, come abbiamo visto poco fa, ma ne abbiamo parlato più volte, ed è la Regione Toscana. Regione Toscana che è passata al giorno delle cronache in questi giorni perché, e anche qua lo premetto, non andiamo a discutere della bontà di una legge o di un provvedimento che non spetta certo a noi, che non siamo né psicologi né sociologi né niente. Notiamo solo che la Regione Toscana ha approvato una legge cosiddetta sul fine vita, che regola il fine vita, cioè il fatto che una persona possa scegliere, tra virgolette, come morire. Adesso lo banalizzo, non è proprio così, ci mancherebbe altro, ma era per farsi capire di cosa stiamo parlando. Che quando arrivi in determinate condizioni di salute a una certa età, puoi scegliere le cure o non le cure palliative, ma come salutare questa terra e passare la mano, diciamo così. Quindi se n'è parlato molto, molti anche altri governatori, in particolare per esempio il governatore del Veneto Luca Zaia, che praticamente ha chiesto che conviene a questo punto arrivare a una legge italiana, nazionale, che deve fare il Parlamento, proprio per legiferare su un ambito, una materia che è molto delicata, che effettivamente non può essere una regione, in teoria, stabilire, anche perché non siamo negli Stati Uniti, dove in uno stato c'è la pena di morte, magari in un altro no, in uno stato, che ne so, è vietato l'aborto dopo X settimane, in un altro stato invece è permesso dopo tot settimane, quindi non siamo negli Stati Uniti, siamo in un ambito, diciamo, dove le leggi, in particolare quelle etiche, chiamiamole così, le deve fare il Parlamento. La consulta ha proposto, torniamo sempre alla Corte Costituzionale, si era espressa nel 2019 dicendo che si può procedere praticamente alla somministrazione di trattamenti legati al fine vita, come è successo per esempio in Lombardia pochi giorni fa. Non è che sono tantissimi casi, però come dire, fa discutere, e fa discutere anche le modalità con cui la Regione Toscana in autonomia ha votato una legge. Contro questa legge il centrodestra si sta muovendo, dichiarando, ma che poi voglio dire finirà chiaramente male, perché nel senso, questa legge, ma al di là, ripeto, che sia buona o non buona, ci manca, ognuno ha le sue idee e non certo noi siamo a inserirci in questo dibattito, però è ovvio che se non può essere che in Toscana, tra virgolette, puoi andare a decidere come morire
e in Emilia Romagna o in Liguria o comunque una regione limitrofa o nel Lazio invece no. Quindi è ovvio che poi la consulta dirà che non va bene, dirà che serve un provvedimento che dovrà uscire dal Parlamento, come già aveva detto la consulta nel 2019, quindi non è cambiato nulla. E vabbè, per cui su questo non fa, però a me quello che colpisce è questo atteggiamento qua, no? Nel senso che il presidente Gianni è uno dei presidenti che fino all'estate del 2022 era in prima fila per avere l'autonomia differenziata. Poi al Festival dell'Economia di Trento di pochi mesi fa disse che lui voleva un'autonomia, non l'ha chiamata differenziata, l'ha chiamata in un altro modo, perché voleva comunque gestire delle materie, per esempio la gestione dei beni culturali o altre cose, 4-5 materie, e quindi comunque un po' la voleva, però per esempio poi su un tema così che effettivamente, cioè noi qua a Ragioniamoci Sopra parliamoci chiaro, noi qui vogliamo soltanto parlare di come migliorare i servizi legati al cittadino e come far arrivare un euro in più in tasca ai cittadini. Non c'è, quindi evitando sprechi e burocrazie varie, ed è l'unico modo, almeno a suo parere, chiaramente l'autonomia differenziata, come si vede in molti stati federali europei e non solo. Quindi non è che adesso, su un tema etico puoi andare a legiferare una roba del genere, anche perché giustamente il Parlamento è sovrano, rappresenta il popolo, ed è il popolo attraverso il Parlamento che deve decidere, non la Regione Toscana. Ma detto questo, la Regione Toscana in autonomia decide sul fine vita, però su un altro tema, il rigassificatore di Piombino, il presidente Gianni dice: ma qua deve intervenire il governo nazionale. Faccio una breve parentesi: quando ci fu la crisi del gas 2022, in fretta e furia si decise di portare un rigassificatore a Piombino proprio per permettere l'approvvigionamento di gas, visto che cominciava a calare in maniera netta l'afflusso di gas via tubo, via gasdotto a Tarvisio proveniente dalla Russia, via Ucraina, e quindi serviva gas per non finire, come dire, al buio, banalmente. In poche parole, il sindaco di Fratelli d'Italia di Piombino si è battuto come un leone contro il rigassificatore. Alla fine poi il governo, presieduto da Giorgia Meloni, ha detto: "No, invece sì, bisogna farlo sto rigassificatore, punto e basta". La promessa finale che era stata portata a casa, diciamo, da chi no rigassificatore, era che il rigassificatore sarebbe rimasto lì da questa nave galleggiante al largo di Piombino, non certo davanti alle case, sarebbe rimasta lì per 2, 3 anni e poi si sarebbe spostata in Liguria. In Liguria nel frattempo hanno detto no, perché in Liguria tra l'altro hanno già un rigassificatore nel proprio territorio. Per cui adesso c'è il tema di dire: dove mettiamo 'sta nave, che comunque, garantisce un 5, 6, un 4, 5 miliardi di metri cubi di gas più o meno, adesso non è che, ma per capirci, cioè un decimo, anche forse un po' meno, comunque un decimo del fabbisogno del gas italiano, no, che passa lì da Piombino. E poi attraverso viene trasformato il gas da stato liquido in stato gassoso, poi entra nelle condotte e arriva fino alle case. Niente, adesso c'è il tema di dove mettere questa nave. Allora, il presidente Giani della Toscana, che aveva detto che ha fatto approvare, o comunque la sua maggioranza ha approvato una legge sul fine vita in solitaria, in autonomia, ora che invece c'è da scegliere, prende una decisione anche impopolare, perché insomma capisco che c'è gente che magari è pro e altri che e altri sono contro, magari appunto al rigassificatore nel proprio territorio. Ebbene, il presidente Gianni invece sul rigassificatore dice: no, qua deve intervenire il governo nazionale". Ora, sembra un po' una roba un po' strana, no, cioè di questa autonomia che va e che viene, un po' come dicevamo prima della Toscana, nel senso che della Campania, cioè che la Campania è contro, fatte di tutti i colori, contro l'autonomia differenziata, perché dici che è un regalo al nord, tutte queste robe qua. Poi in realtà quando c'è da scegliere il terzo mandato, per il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, invece promuove un provvedimento in autonomia che dice sì al terzo mandato in Campania, come se fosse un territorio neanche autonomo, quasi indipendente.
Stessa cosa in Toscana, sul fine vita si interviene, però su una questione pratica, dirimente, che in teoria è quello che dovrebbe fare una regione, ovviamente di concerto con le regioni limitrofe e ovviamente di concerto con il governo di Roma, ma magari anche con Bruxelles, perché quando parliamo di gas e energia parliamo comunque di elementi strategici per l'Italia, ma anche per l'intero continente, visto che dall'Italia passa un flusso che poi va anche verso il resto d'Europa, lo vedremo soprattutto con l'idrogeno verde, magari che arriva dall'Africa e dall'Italia arriverà fino a Austria e Germania, ci sono già tutti accordi firmati. Detto questo, cioè non puoi dire, secondo il mio parere ovviamente, che faccio il fine vita, però sul gas la decide la Meloni. Cioè l'autonomia, come disse il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è un'assunzione di responsabilità. Responsabilità o c'è per tutto o non è che è soltanto quando, come direbbe Giulio Casella, quando lo dice lei, quando lo dice lui. Quindi diciamola fin fondo, c'è bisogno, proprio per questo, di fare al più presto la nuova legge Calderoli, che attui l'autonomia differenziata, che fissi una volta per tutti le funzioni, come ha detto la Corte Costituzionale, e le risorse, come ci chiede anche il PNRR, entro un anno bisogna fissare tutto, il famoso federalismo fiscale, tra l'altro approvato nel 2021 da maggioranze non come questa, ma da maggioranze composte da M5S, PD, compagnia cantante, quindi che avevano detto che entro il primo semestre del 2026, cioè fra un anno, bisogna approvare il federalismo fiscale, cioè stabilire quanti soldi vanno a comuni, regioni, volendo anche province. E secondo me di pari passo sarebbe utile anche spiegare, a definire anche le funzioni che devono andare ai territori. Finché non si fa questa legge che determina veramente chi deve far cosa e con quali soldi, è ovvio che saremo nel caos, è ovvio che alla fine ognuno fa quello che gli pare ed è anche ovvio che l'Italia sicuramente non può certo recuperare il gap con altri paesi. Detto questo, ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su Radio Libertà. Da Giuliano Zulin, ragioniamoci sopra, come sempre. Buona autonomia a tutti. Ciao ciao.